La confusione generale, le macchine che arrivavano, l'ambulanza, l'automedica, 3 pattuglie della polizia, i 2 feriti, il ragazzo che prima di stendersi a terra passava insanguinato e ha sporcato la panchina qua davanti, poi è stato soccorso. Non pensavamo che a Rovigo arrivasse una confusione del genere. Sono sequenze che rimarranno nella memoria collettiva, quelle che si sono vissute nel Salotto Buono di Rovigo, quel corso del popolo, teatro di una rissa tra bande rivali, culminata con la morte di un 23enne tunisino e il ferimento di un 30enne. Amine Gara, il nome della vittima, da qualche anno in Italia dopo essere sbarcato a Lampedusa, nel capoluogo del Polesine, in tanti lo conoscevano, è il caso di Fabio. Un ragazzo che si è sempre comportato bene, una persona molto educata, timida, rispettosa delle regole della nostra società, di tutto integrato, perché so che ha tanti amici italiani come me, tanti amici marocchini, tunisini, ma come è normale che sia. Aveva una bella ragazza, so che aveva una fidanzatina, anche lavorava come muratore, ultimamente si dava da fare, cioè io non ho parole. Già, ma cosa può essere successo a ridosso del monumento dedicato a Giacomo Matteotti? Perché tanta violenza in un sabato sera d'estate con il centro ancora popolato? La squadra mobile non sta lasciando nulla al caso, la scena del crimine è circoscritta, chiazze di sangue sono visibili qui, come altrove. Tante le ipotesi mentre è caccia ai responsabili e a chi ha partecipato attivamente a quella rissa, tunisini da una parte, pakistani dall'altro, a setaccio la videosorveglianza. Qua parlano di regolamento di conti, parlano di spazio, di cose, ma non credo sia quella la cosa. Parlano di pakistani, parlano di gruppi che io sinceramente un pakistano lo dico non l'ho mai visto. Il colpo letale ad Amine sarebbe stato inferto con un coccio di bottiglia, forse un coltello dritto nell'addome. È il tempo delle indagini, ma anche dello shock e della pietà umana, come raccontano questi datteri e i tanti messaggi. Porta un fiore la signora Simonetta. Lo conoscevo così di vista, l'ho visto diverse volte sto ragazzo, ma non è che lo conoscessi personalmente, esatto. Però era una persona. Un ragazzo buonissimo, guarda, educatissimo. Penso che sia un fallimento per tutta la società in generale, che siano ma per i politici, per Rovigo, per le forze dell'ordine che non si sanno proteggere, che non si sanno organizzare, che sono sotto carenza. Ricordi personali, ma il fenomeno interroga. La morte di Amine arriva dopo 3 risse violente sempre in centro nell'arco di un solo mese e uno stupro in stazione ai danni di una quarantenne con 2 nordafricani di 19 e 39 anni finiti in carcere. È pericoloso anche andare alla macchina, io per esempio parcheggio qua vicino, non ci sentiamo sicuri sicuramente.